Buonasera a tutti, anch'io desidero ringraziare moltissimo l'associazione che ci ha ospitato qui oggi, quindi nello specifico sia Lucia che Elisabetta Gaudina e anche Rosanna Plaurkin che ha organizzato questa giornata di studi, questo seminario, che è veramente da considerare interessante perché tocca un argomento un po' negletto, nel senso che appunto, come è stato già detto, l'antico popolo dei Fenici è interessato da tutta una serie di cliché, di luoghi comuni, per cui i Fenici sono nell'immaginario collettivo coloro che hanno inventato l'alfabeto, che hanno inventato il vetro, che hanno inventato la porpora. In realtà noi sappiamo archeologicamente che questo non è vero, sono altri i meriti dei Fenici, tra l'altro quelli di aver perfezionato queste innovazioni tecnologiche del pensiero umano e di averle fatte conoscere. Però rimangono ancora, anche nell'ambito degli specialisti in realtà che si occupano di questo movimento che, come vedete, riguardava veramente tutto il Mediterraneo. Stiamo parlando di popoli che nella loro diaspora cosiddetta della colonizzazione, che non deve essere intesa in termini negativi perché si tratta semplicemente di nuove sedi, nuovi abitati che questi popoli originari dell'Oriente trovano fino a 3.000 miglia di distanza dalla loro terra di origine. Questa è la distanza che separa la costa siro-palestinese da appunto le coste atlantiche della penisola iberica meridionale e del Marocco, dove pure sono documentati degli insediamenti fenici. Ovviamente la Sardegna in ciò ha grossa parte, adesso lo vedremo, ma quindi trattandosi di un popolo che sostanzialmente veniva rappresentato appunto come popolo di commercianti, di navigatori. Questa è un'immagine simile, l'avete vista anche prima. Ora, ovviamente questi sono solo dei luoghi comuni o quantomeno sono delle caratterizzazioni di questo popolo che non ci aiutano minimamente ovviamente a conoscerlo. Cosa intendo dire? Cioè, nel senso che si dice i Fenici sono mercanti, ma io mi domando e vi domando, ma quale popolo antico non era fatto di mercanti? O viceversa, ma i mercanti perché non hanno casa, non hanno famiglia, non hanno donne, figli, eccetera? Quindi bisogna cambiare un po' questo paradigma. E nel momento in cui lo si sta iniziando a fare, anche grazie all'apporto delle nuove tecnologie, abbiamo visto le analisi degli isotopi, abbiamo visto gli studi antropologici, quindi sui resti fisici di questi defunti, che spesso si dimostrano essere proprio individui femminili, ma anche altro genere di analisi come quelle genetiche di cui vi parlerò molto brevemente, ci dimostrano in realtà che l'elemento femminile presso tendenzialmente tutte le società antiche e se vogliamo anche le moderne aveva un ruolo fondamentale proprio nella trasmissione di quello che noi studiamo, cioè la cultura, perché noi studiamo ceramiche, cocci, oggetti, ma per capire una cultura. Ora la cultura si passa, si evolve e si tramanda di generazione in generazione, ma chi è che in tutto il mondo antico e il mondo moderno ha ad esempio la responsabilità della prima socializzazione degli infanti? Quindi come si creano queste nuove società se non tramite appunto il ruolo importante che aveva in queste società la donna? Poi ovviamente la storia l'hanno scritta gli uomini, quindi ovviamente no. Ma ripeto, è più una nostra predisposizione mentale, perché siamo comunque tendenzialmente portati a considerare certe cose come immutabili, no? Ad esempio appunto il gusto per l'abbigliamento estetico, che consideriamo essere più appannaggio del mondo femminile. In realtà se guardiamo ai Fenici erano molto più gli uomini che mettevano orecchini nel naso e nelle orecchie, collane eccetera, di quanto non siano le donne, almeno a guardare l'archeologia, cioè le tombe, cioè veramente queste persone come venivano deposte dentro le tombe. Poi parliamo di marinai e quindi diciamo, beh, certamente i marinai tendenzialmente sono tutti più dei maschi piuttosto che donne. Ma questo lo diciamo perché? Perché abbiamo visto i film, abbiamo una conformazione mentale che ci impedisce in realtà, cioè ci fa dare per scontate queste cose. Poi però andiamo ad analizzare ad esempio quei rarissimi rilievi assiri che già sono stati nominati, perché gli assiri ovviamente hanno poco a che fare con i fenici se non che li hanno aggrediti dal punto di vista politico e diventano un grande impero nel vicino Oriente. Ma sono per noi importanti perché riproducevano tantissimo in questi rilievi, compresi altri popoli che loro incontravano o che sottomettevano, come nel caso dei Fenici. In questo caso, vedete, hanno rappresentato delle navi fenicie, collegate a un evento particolare, la fuga del re di Tiro che va a Cipro, eccetera, e quindi noi,
tendenzialmente pensiamo che i marinai fenici fossero tutti donne, poi però andiamo a vedere l'unica immagine in cui si vedono delle navi fenicie e voi vedete che ci sono tante donne. Quindi anche questo ovviamente è un luogo comune da sfatare. Ma perché poi è importante nell'ottica della ricostruzione storica? Perché, diciamo, la mia conferenza oggi non tratterà proprio della donna in sé, quanto delle conseguenze a livello di ricostruzione storiografica nel considerare il reale valore delle donne. Perché è importante questo? Perché l'archeologia dell'incontro tra Fenici e Sardi in Sardegna negli ultimi anni ha mostrato che ci sono delle fusioni culturali, delle integrazioni molto molto forti. Ovviamente per spiegare questo si è sempre ipotizzata, e a ragione, lo riteniamo ancora, una sorta di, diciamo, di moda, no, ecco, di moda no, però una pratica, ecco, molto diffusa che era quella dei matrimoni misti, per cui si è ipotizzato che i Fenici prendessero come spose le donne appunto che abitavano in Sardegna di tradizione quindi nuragica dell'età del ferro in questo caso. Anche qua, questo è sicuramente avvenuto, noi lo sappiamo dall'archeologia, ma probabilmente è avvenuto anche il contrario, cioè ovvero di uomini appartenenti all'aristocrazia dell'età del ferro sarda di tradizione nuragica che sposavano delle donne fenicie. Ma se noi pensiamo che i fenici che arrivavano qua erano tutti maschi, ovviamente dobbiamo immaginare che sposassero le donne sarde, ma invece avveniva sicuramente anche il contrario. Ma anche, ripeto, per una questione di logica, perché anche un mercante ha necessità di spostare la sua famiglia in una nuova zona dove abitare, come è avvenuto in Sardegna e altrove. Se noi guardiamo è ricchissima la Sardegna di insediamenti di età fenice e punica, che riguardano solo alcuni ambiti particolari in realtà della Sardegna, quelli costieri, del sud-ovest e in parte anche di altre zone. E inizierei la mia carrellata facendovi vedere appunto una delle zone più ricche che è quella del Sulcis. Siamo nella Sardegna sud-occidentale, dove si assiste alla prima fondazione dell'insediamento di Sant'Antioco, che vedete lì indicato dalla freccia, e che controllava tutto un territorio che diventa veramente quasi un piccolo stato, quindi con una serie di insediamenti satelliti, una gerarchizzazione anche negli insediamenti stessi, ma con un polo centrale che stava proprio nella città di Sant'Antioco, che noi ricostruiamo con una fisionomia urbana fin dagli inizi dell'VIII secolo a.C. I Fenici arrivano a Sant'Antioco probabilmente alla fine del IX secolo e nell'arco di pochissimo creano il primo insediamento dalle caratteristiche urbane che ha una fortissima presenza autoctona, ovviamente. I Fenici anche a livello di numerosità non potevano fondare se non dei piccoli centri, ma laddove invece si hanno dei grandi insediamenti, lì dobbiamo presupporre che c'è una compartecipazione dei sardi a vari livelli. Noi ovviamente questo lo vediamo dalla ceramica, ma dobbiamo presupporre, anche sulla base di quello che abbiamo sentito poco fa, che esistessero degli accordi matrimoniali ben precisi, che potevano comportare anche la compravendita di terreni, l'acquisizione di aree di notevole interesse per questi nuovi gruppi. Diciamo che noi diciamo matrimonio misto e ci sembra diciamo di aver chiuso l'argomento. In realtà apriamo tantissime altre strade, intanto appunto ragionando su quali potevano essere queste clausole, no? I detentori del territorio erano comunque i sardi di tradizione nuragica e quindi si instaura una dialettica anche politica con questi nuovi elementi che vengono da fuori. Ma soprattutto ragioniamo su quali sono i risultati umani di queste unioni miste. Cioè un padre fenicio, una donna sarda o viceversa, noi dobbiamo ragionare su qual è la fisionomia culturale dei figli, cioè delle nuove generazioni di individui che scaturiscono da questi cambiamenti. Cioè noi vediamo, ovviamente la cosa più difficile in archeologia è studiare i processi, perché noi possiamo vedere il retroterra e il risultato soprattutto di un processo storico, culturale, eccetera. Difficile è scomporlo in tutti i suoi elementi, ma altrimenti se sapessimo già tutto non avrebbe senso neanche che continuiamo a lavorare su questi materiali. Vedete, anche nel Tofet, che è uno degli insediamenti, dei contesti più sacri di queste città fenicie, abbiamo sempre la presenza, accanto a materiale di origine fenicia, di materiale di origine sarda, quindi probabilmente anche in questo caso degli uomini o delle donne di tradizione nuragica che depongono i loro oggetti nel Tofet.
L'abitato di Sant'Antioco, farò scorrere un po' di immagini per farvi vedere, ecco, questa è la trama urbana che stiamo ricostruendo per l'VIII secolo a.C., è ancora poco, ma tenete presente che si tratta di uno scavo in un'area molto piccola rispetto all'estensione massima che doveva essere raggiunta da questa città, che ha un ventaglio materiale, vedete, materiale greco, materiale anche ibrido, misto, quindi, in cui le tecniche artigianali dei Fenici e dei Sardi si mescolano assieme, no? Questo è tipico anche di queste nuove città di frontiera. Ma quello su cui volevo attirare la vostra attenzione è intanto la grande quantità di materiale fenicio, quindi di tradizione fenicia in re-slip, come che vedete qua, che ci parla ovviamente di un insediamento molto strutturato. La fisionomia è comunque definibile fenicia, anche se vi sono delle presenze autoctone. Presenze autoctone che però certe volte rischiamo anche di, in qualche modo, di sopravvalutare. Ecco, abbiamo fatto anche delle analisi, tutta ceramica di produzione locale, quindi siamo certi che si muovevano anche dei gruppi di artigiani veri e propri. E quello che dicevo è che ovviamente abbiamo anche materiale di tradizione sarda, vedete, delle spiane. Questi sono oggetti che non sono noti in Oriente, che gli uomini e le donne fenici in Oriente non conoscevano. Perché noi li ritroviamo qua all'interno? Significa ovviamente che parte della popolazione di tradizione sarda entra a far parte di queste nuove realtà, di queste nuove famiglie. Sono verosimilmente delle donne o comunque dei gruppi legati al sostrato autoctono. Quindi donne sarde che entrano nella compagine sociale fenicia e viceversa, dando luogo a queste tradizioni culinarie miste. Noi ovviamente questi fenomeni li vediamo molto spesso nell'ambito della ceramica da cucina, ma perché? Semplicemente perché è uno degli ambienti più conservativi, lo è anche oggi, no? Nel senso, noi possiamo cambiare telefono ogni anno, però ancora conserviamo la ricetta del bisnonno, ad esempio, e spesso questa ricetta è collegata a uno strumentario specifico. Quindi un pentolame che è di tradizione, quindi collegato a una ricetta. E noi vediamo che questi materiali nuragici, in realtà di tradizione nuragica, sardi dell'età del ferro, si ritrovano anche a Cartagine. Quindi il fenomeno di questa compresenza di sardi all'interno dei nuclei urbani fenici non riguarda solo la Sardegna, anche se in Sardegna ovviamente il fenomeno assume poi un rilievo particolare. Ovviamente non dobbiamo però sovrastimare, perché esistevano donne sarde in queste città fenicie, ma esistevano anche donne fenicie probabilmente, perché non tutte le pentole sono di tradizione sarda nuragica. Ci sono anche pentole di tradizione orientale, come quelle che vedete, che hanno i confronti dove? Nella Fenicia meridionale. Siamo nel nord della Galilea o Fenicia meridionale, cioè attuale nord di Israele e sud del Libano, dove abbiamo tutta una serie di queste pentole che sono documentatissime e che ritrovarle ovviamente in Sardegna, sia a Sant'Imbenia, vedete, quindi in un villaggio nuragico frequentatore dai Fenici, sia a Sant'Antioco con discreti esemplari, significa che probabilmente appunto questa può essere la prova che testimonia a livello di ceramica quell'immagine iniziale in cui abbiamo visto le navi all'interno delle quali vi erano anche delle donne, quindi interi gruppi familiari che si muovono e che ovviamente innescano un processo, ma qua bisognerebbe fare un'altra conferenza dopo, un processo particolare per cui tutto il mondo autoctono dell'età del ferro avanzata, VIII, VII e VI secolo, diventa partecipe di questa nuova stagione dell'età del ferro. Ovviamente con, diciamo, da Cucuru Nuragi di Settimo San Pietro, qua vicino, fino a Saturre e a Orani, noi vediamo questi insediamenti autoctoni che continuano a elaborare, cioè che iniziano a elaborare delle ceramiche di tradizione greca, di tradizione fenicia, eccetera. Quindi dal primo incontro tra Fenici e Sardi ovviamente nasce una nuova società, nascono nuovi gruppi di individui, nuove generazioni che danno vita ad esempio a insediamenti come questo di Montesirai, che si è sempre considerato in letteratura come un insediamento, diciamo, fenicio tout court, in realtà è probabilmente proprio l'eredità multiculturale di Sant'Antioco, cioè le nuove generazioni di individui nati dall'unione tra Sardi e Fenici dà luogo a insediamenti che non erano frequentati prima e vengono frequentati adesso. Ma noi sappiamo che i Fenici non erano così numerosi da fondare tutti questi nuovi insediamenti. Quindi chi sono gli abitanti, i fondatori di Sant'Antioco? Sono probabilmente le nuove generazioni di individui che dopo circa 50, 60, 70 anni fondano dei nuovi insediamenti. Non è un caso infatti che Montesirai è più recente di circa 70 anni rispetto a Sant'Antioco. Cosa è avvenuto in questi 70 anni? È avvenuto quello che vi ho detto probabilmente, quindi una fusione culturale che ci porta a fenomeni particolari, per cui a Montesirai noi vediamo ad esempio anche negli oggetti
questo dualismo culturale, quindi bronzetti di tradizione nuragica, la brocascoide, bronzetti configurazioni molto tipicamente orientali. Le donne in Oriente suonano sempre gli strumenti a corda, quindi c'è una sorta di fusione culturale che a Montessilai è molto ben studiabile anche dal punto di vista delle necropoli. Andrò un po' veloce per farvi vedere alcuni casi, un po' come ha detto la collega Elisa Pompiano. Vi faccio vedere ad esempio due donne importanti della comunità della fine del VI secolo, inizi del V, che furono deposte, queste le abbiamo scavate tra il 2009 e il 2010, vedete, con delle forme greche, quindi in teoria noi saremmo tentati di considerarle degli individui di rango importanti nella loro società, delle donne quindi che potevano avere un qualche potere. Vedete, addirittura una di queste aveva una rarissima forma attica a figure nere nella quale sono rappresentate ben 3 donne. È un mito particolare che poi, se volete, vi posso raccontare, il mito del rapimento della madre di Achille. Cosa ci fa a Carbonia, a Montessilai questa. Ovviamente, quindi si tratta di tombe importanti. Ecco, nonostante ciò, gli studi antropologici che noi abbiamo condotto hanno dimostrato che queste donne hanno lavorato tantissimo nella loro vita. Avevano, diciamo, degli stress nelle ossa dovuti a movimenti ripetuti e soprattutto un anomalo sviluppo della muscolatura, soprattutto degli arti inferiori, quindi connessa o ad attività ovviamente, oppure a deambulazione su terreni accidentati, eccetera. Cioè, cosa voglio dirvi? Che noi guardandole così diremmo queste sono donne di rango e quindi le immaginiamo magari con i nostri stereotipi allo specchio che si truccano, mentre in realtà erano donne che andavano a lavorare in campagna. Perché appunto evidentemente questo è quello che ci dicono le loro ossa. Ancora l'esempio di una bambina che ci dimostra come si trasferisce questa eredità culturale. Vedete, questa bambina aveva un bottone tra gli altri oggetti, un bottone che non è assolutamente di tipologia fenicia. Noi non conosciamo in Oriente e negli altri insediamenti fenici dell'Occidente bottoni di questo tipo. Viceversa ci richiamano alla mente i bottoni di tradizione nuragica, del bronzo finale e anche soprattutto del primo ferro. Ovviamente in una forma completamente cambiata, perché siamo oramai nel VI secolo a.C., però vedete come una donna, bambina in questo caso, ha ricevuto in dono da qualche altro suo familiare questo oggetto e l'ha portato nella tomba. Quindi l'esempio di come una donna, in questo caso bambina, è il simbolo della continuità culturale anche di queste tradizioni sarde dell'età del ferro. Tra l'altro questo oggetto di bronzo è stato anche analizzato, aveva delle piccole concrezioni che sono state viste al microscopio e che ci dimostrano che il bottone di bronzo chiudeva una tunica o comunque un piccolo vestito di lino. Quindi il lino era abbondantemente utilizzato nel VI secolo. Per cui ecco che l'archeologia deve in sostanza passare da questo genere di immagini, che pure hanno la loro importanza, nel senso che ci consentono di studiare, di parlare tra specialisti, eccetera. Però a livello comunicativo noi dobbiamo cercare di passare da un'immagine di una tomba di una bambina così a un'immagine così, ad esempio. E qua piccolo angolo pubblicitario, nel senso che questa è un'immagine tratta da un volume appena uscito dalla Elisso, per i tipi dell'Elisso, Il tempo dei Fenici, che è caratterizzato proprio da queste ricostruzioni. Cioè abbiamo voluto superare quella che è la semplice documentazione archeologica per cercare, sicuramente anche osando, perché noi non sappiamo se i capelli erano tagliati qua o erano più corti, no? Nel senso, però quello che noi dobbiamo trasmettere, tanto in archeologia si fanno milioni di ipotesi, quindi è lecito anche fare ipotesi di questo genere, che poi sono sorrette dal dato, però, perché la tunica è di lino, perché abbiamo trovato le tracce di lino, tutti gli oggetti che la bambina indossa erano effettivamente presenti dentro la tomba. Vi ho nominato le analisi del DNA e anche la collega Pompiano lo ha fatto. Ovviamente il discorso è molto complesso, io cercherò di sintetizzarvelo nella maniera più breve e semplice possibile. Cioè esistono vari tipi di DNA, ma tra questi tipi di DNA ne esistono 2 di tipo maschile e femminile, uno in particolare che è il DNA mitocondriale, di cui sicuramente avete sentito parlare. Il DNA mitocondriale ha 2 caratteristiche che per ricostruire il flusso di popolazioni antiche per noi sono preziosissime, e cioè viene ereditato esclusivamente per via materna e non muta, non cambia mai.
Cioè tutti noi abbiamo il DNA mitocondriale che è identico a quello delle nostre madri, che è identico a quello delle nostre nonne, che è identico a quello delle nostre bisnonne, letteralmente indietro fino a circa, si parla tra i 120 e i 200 mila anni fa, un unico antenato comune, da cui discendono tutti i tipi di DNA. Quindi ovviamente questo consente da un lato di studiare le parentele, noi abbiamo trovato quindi sicuramente dei due fratelli che sono figli della stessa madre, questo lo dimostra il DNA, non mente, e oltretutto abbiamo trovato dei gruppi di DNA che non erano documentati in ambito fenicio, ma che rimontano ai tempi preistorici, documentati ad esempio in Sardegna. Quindi cosa ci fa un DNA che era già noto nell'età preistorica in Sardegna in un cimitero di età fenicia? Vuol dire che probabilmente il senso della continuità di centinaia di donne che hanno trasmesso il loro DNA finché questo DNA non è arrivato all'interno appunto di queste tombe documentate attraverso questi individui. Ci stiamo studiando, ci stiamo lavorando, i dati sono tantissimi. Ora, per concludere, vi faccio vedere i nuovi dati molto al volo provenienti dagli scavi di Cucuredus a Villa Simius, che sono ripresi nel 2017 grazie all'interessamento della dottoressa Gaudina e tutta l'amministrazione comunale di Villa Simius, del dottor Affinita e di tanti altri che hanno supportato l'Università di Sassari, me nello specifico, per riattivare questo scavo che crediamo avrà ancora tanto da dire. Cosa c'entra però questo scavo in sé nella tematica che io vi sto illustrando? Diciamo che se quello che ho detto è vero, significa che allora questi cambiamenti sociali, culturali dovevano essere veramente dirompenti, cioè dovevano in qualche modo aver cambiato totalmente la società o certi segmenti di società in determinati territori. E questo è quello che è avvenuto e che noi abbiamo potuto verificare con anche un certo stupore e direi con soddisfazione nel sito di Cucuredus, perché il sito di Villa Simius era considerato sempre un sito puramente fenicio, quindi diciamo più tardo, più recente rispetto alle cose più antiche che vi ho fatto vedere di Sant'Antioco, quindi lontano anche da questi territori in cui si avvertiva la dinamica dell'incontro tra Fenici e Sardi, no? Il sito di Cucuredus sembrava quasi solo, diciamo, un sito destinato ai naviganti che venivano da fuori, con diciamo, una presenza di fenici dediti a fare attività di tipo commerciali, eccetera, eccetera. Questo è uscito effettivamente confermato dagli scavi, in cui però abbiamo trovato nell'ambito di una cultura materiale dominata da anfore, piatti, forme comunque fenicie, quindi identiche a quelle che si ritrovano a Cartagine, si ritrovano in Sicilia, eccetera, e non invece negli insediamenti nuragici, ma assieme a questi, scorro un po' le immagini anche della documentazione che stiamo svolgendo, vedete che insieme a queste forme che sono state rinvenute in uno strato di incendio, crollo e abbandono, quindi una situazione archeologicamente perfetta per noi, perché ci assicura della contemporaneità d'uso di tutti gli oggetti che sono stati rinvenuti in questo piccolo abitato. In mezzo ai materiali di età e di produzione fenicia noi stiamo trovando una grandissima quantità di materiali di tradizione autoctona. Quindi quel fenomeno delle forme ceramiche miste, spia di una fusione culturale che noi vedevamo nel IX-VIII secolo a Sant'Antioco, lo vediamo ancora nel VI secolo, 200 anni dopo, in una situazione abbastanza inedita anche a Cucuredus di Villa Simius. Quindi se noi dovessimo analizzare il popolamento della Sardegna, di alcune zone della Sardegna, tra il IX e il VI secolo a.C., dovremmo renderci conto che c'è stata una trasformazione potentissima e profondissima della società, ovviamente a gradi diversi, no? Perché noi potremmo appunto analizzare questi fenomeni soprattutto nelle zone costiere dove la presenza dei Fenici è stata più forte e contemporaneamente fare il paragone con le aree interne dove invece la penetrazione fenicia è stata minore, più indiretta, e noi troveremo delle differenze sostanziali. Quindi questo significa che ancora 200 anni dopo a Villa Simius noi troviamo i segnali di queste comunità miste. Quindi è corretto chiamarli insediamenti fenici, ovviamente tenendo presente si tratta di Fenici di Sardegna. Ecco perché il titolo della mia relazione era Donne sardo-fenice e società miste secondo una prospettiva archeologica, cioè quindi cercare di capire anche attraverso i materiali e le ceramiche quale poteva essere stato il ruolo delle donne e effettivamente devo dire che
più studiamo questi aspetti e più ci rendiamo conto che veramente le donne hanno avuto un ruolo fondamentale e quindi è giusto che noi continuiamo a studiarle anche alla luce di queste direttive, diciamo, teoriche, no? Quindi di superare i pregiudizi che appunto certe volte rischiano di condizionare la lettura archeologica, invece cerchiamo di fare altrimenti, insomma. Vi ringrazio per l'attenzione.